Grazie da tutta la squadra. Come back. You the people have the power. Va ora in onda Comeback. Radio Padania Libera, nuovamente in diretta, 02 66 20 35 29, la linea va subito a Stefano Graziosi. Benvenuto Stefano. Buonasera a tutti, buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica statunitense, a quelli che sono i meandri del congresso e dell'amministrazione Trump. Come abbiamo avuto già modo di vedere nel corso delle ultime settimane, il clima da campagna elettorale in America sta diventando, man mano che il tempo passa, sempre più rovente. Lo abbiamo visto, i candidati democratici attualmente in lizza sono più di 20, e, insomma, si registra una forte confusione e non si capisce, stando almeno a quanto riporta la maggior parte dei mass media americani, ma anche europei, se Donald Trump riuscirà mai a sconfiggere in un certo qual senso il partito democratico, anche perché, stando a una certa vulgata, il presidente americano in questo momento si troverebbe addirittura in una sorta di vera e propria difficoltà, visto che da settimane, non certo da oggi, continuano ad essere diffusi, pubblicati sondaggi che lo vedrebbero perdente contro praticamente tutti i principali candidati attuali alla nomination democratica per il 2020, quindi dall'ex vicepresidente Joe Biden al senatore Bernie Sanders e poi giù a scendere. In realtà, insomma, ci sono alcuni dati di varia natura che sembrerebbero quasi dimostrare il contrario, o comunque dimostrare che l'attuale presidente americano sia, politicamente parlando, più in salute di quanto molti possono appunto ad oggi affermare. Il primo dato è un dato di carattere sondaggistico diffuso nelle ultime ore, un sondaggio effettuato per conto del Washington Post, che dice che, insomma, in qualche modo l'indice di gradimento del presidente Trump avrebbe raggiunto il 44%, insomma un indice di gradimento abbastanza notevole, non solo se lo consideriamo, diciamo, all'interno, nell'ambito di quelli che sono i 2 anni e mezzo ormai quasi di presidenza, ma anche dal punto di vista storico, perché di solito i presidenti in cerca di conferma, come Trump è, essendosi candidato alla rielezione poche settimane fa, dicevo, di solito i presidenti in cerca di riconferma, che poi ce la fanno ad essere rieletti, più o meno in questo periodo, cioè nell'anno antecedente all'anno elettorale, viaggiano su queste cifre tra il 44, il 45, il 46, insomma più o meno questi sono i dati, questi sono i numeri a livello sondaggistico. Detto ciò, noi lo sappiamo, lo abbiamo più volte anche ripetuto nel corso di questa trasmissione, ma basta correre con la memoria al 2016, quando Trump venne eletto. I sondaggi molto raramente sono riusciti a captare, veramente a comprendere
questo presidente, questo personaggio e la sua forza politico-elettorale per tutta una serie di ragioni più o meno complesse, e quindi sia che siano favorevoli, molto pochi sempre, sia che siano sfavorevoli, generalmente la maggior parte dei sondaggi con Trump è meglio fidarsi fino ad un certo punto. Però al di là appunto delle questioni relative evidentemente alla sfera delle rilevazioni sondaggistiche, sono stati pubblicati, diffusi negli ultimissimi giorni, in particolare venerdì scorso, una serie di numeri ben più concreti e, se vogliamo, anche ben più fondati. Venerdì infatti sono usciti i dati occupazionali americani relativi al mese di giugno, e sono dati abbastanza incoraggianti e positivi per il sistema economico americano e conseguentemente di riflesso anche per l'attuale inquilino della Casa Bianca. Sembrerebbe proprio che nel corso del giugno del 2019 siano stati creati negli Stati Uniti ulteriori 224.000 posti di lavoro, quindi una cifra non solo abbastanza alta, significativa, ma anche più che in linea con le aspettative che erano state in qualche modo enunciate nelle settimane precedenti. Il tasso di disoccupazione si è lievemente alzato di un paio di 0, ma resta comunque al 3,7% e resta quindi tra i più bassi che la storia americana abbia registrato dalla fine degli anni 60, inizio anni 70 fino ad oggi. E ci sono anche dei piccoli incrementi ulteriori dal punto di vista salariale, quindi dati economici particolarmente incoraggianti che insomma sospingono la corsa elettorale di questo presidente. Lo sapete, anche di questo spesso e volentieri abbiamo parlato nel corso della trasmissione. Stando alla storia recente, quindi limitandoci agli ultimi 40, massimo 50 anni, i presidenti in cerca di riconferma che non sono stati rieletti sono stati azzoppati proprio da questioni legate al sistema economico americano, che si era trovato in affanno nel corso delle loro presidenze. Pensiamo già a Jimmy Carter nel 1980 e soprattutto pensiamo a Bush padre nel 1992. Dico soprattutto Bush padre perché contrariamente a Carter, che nell'80 aveva un sacco di grattacapi, al di là dell'economia aveva anche la politica estera che gli andava male, c'era stata la crisi degli ostaggi in Iran che non era riuscito a fronteggiare, eccetera. Bush al contrario in politica estera era stato molto efficace. Bush padre era stato colui che era uscito trionfatore dalla guerra del Golfo. Addirittura era stato celebrato il suo trionfo in parata a New York, quindi sotto il profilo della politica estera non solo aveva condotto una strategia internazionale vincente, efficace, ma aveva anche conquistato un'enorme popolarità che aveva mantenuto fino al 1991, una popolarità che poi letteralmente crollò per questioni appunto legate essenzialmente all'economia. Tra il 90 e il 91 gli Stati Uniti vennero appunto colpiti da una recessione. Bush non riuscì a fronteggiarla nel migliore dei modi, fu anche in buona sostanza costretto dal Congresso ad aumentare le tasse, quindi contravvenendo a una sua fondamentale promessa elettorale nel corso della campagna che l'aveva condotto alla Casa Bianca nel 1988. Tutta questa serie di elementi più un'altra serie di fattori
più o meno, come dire, estrinseci alla sua volontà, poi lo portarono ad essere sconfitto da Bill Clinton nel 1992. Anzi, Clinton in quell'occasione portò avanti una campagna elettorale basata soltanto su un messaggio: Bush si occupa solo di politica estera e dell'economia americana, fondamentalmente se ne infischia. Il suo slogan elettorale, quello di Clinton contro Bush, era appunto "It's the economy stupid", è l'economia che conta, stupido, non la politica estera. Quindi questo per dire che anche presidenti che in altri ambiti sono riusciti a conquistare, a conseguire risultati importanti, si sono poi sciolti come la proverbiale neve al sole, sono stati poi sconfitti nel momento in cui, non sono stati poi rieletti nel momento in cui non sono stati appunto in grado di risolvere i problemi economici americani. In questo momento Trump, voglio dire che è una botta di ferro, perché ovviamente da qui al novembre del 2020 possono cambiare moltissime cose, bisogna andare con i piedi di piombo, però ad oggi la situazione, quella oggettiva, non quella dei sondaggi, quindi parliamo dei fondamentali, delle strutture economiche americane, in questo momento è indubitabilmente dalla sua parte, tant'è che i democratici, durante i dibattiti che ci sono stati a fine giugno, ma anche nel corso di questa campagna elettorale, insomma in questi stessi giorni, in queste stesse ore, stanno riscontrando un'enorme difficoltà a muovere degli attacchi consistenti, delle critiche effettive a questo presidente, perché capite bene che nelle campagne elettorali per le presidenziali americane di solito è l'economia a farla da padrone, poi ci sono magari tanti altri temi importanti che però vengono irrimediabilmente dopo, come la politica estera, come può essere la sanità, eccetera. Invece questi democratici ad oggi di economia vera e propria parlano pochissimo. Sì, parlano di disuguaglianze sociali, parlano di lotta ai grandi colossi industriali, eccetera, però ecco di economia, di crescita, di posti di lavoro parlano pochissimo, anzi niente, proprio perché in questo momento Trump, diciamo, ha il vento in poppa. È ovvio che, come spesso abbiamo anche ripetuto in questa trasmissione, bisognerà vedere se il Presidente riuscirà a mantenere questi livelli non solo nella seconda metà del 2019, ma soprattutto nel corso del 2020. Gli anni presidenziali, che sono poi gli anni bisestili, spesso e volentieri in America, ecco, sono, come dire, caratterizzati da scossoni dal punto di vista economico, perché è ovvio che si crea a causa delle elezioni dell'anno, come dire, un clima di incertezza politica che poi ha delle ripercussioni, può avere delle ripercussioni più o meno significative in quello che è il sistema economico nella sua totalità, nella sua interezza. Ecco perché ora bisognerà capire, passata l'estate, che cosa Donald Trump vorrà fare per quel che riguarda, diciamo, il mantenimento di questa spinta dell'economia, perché poi ci sarà anche da capire se la crescita del PIL, che l'ultimo dato registrato, insomma, vedeva come galoppante, ecco, continuerà anche quella nella sua cavalcata verso l'alto, perché quello è un altro elemento di fondamentale importanza. Indubbiamente alla base di questo stato di cose, tra vari fattori che possono essere ravvisati, una parte, come dire, non irrilevante l'ha giocata e la sta ancora giocando la riforma fiscale che i repubblicani, su input dello stesso Trump, hanno approvato nel dicembre del 2017. È una riforma fiscale che all'epoca, ma anche oggi, sta ancora continuando a suscitare non poche polemiche,
però perché insomma si dice che quella riforma abbia di fatto favorito i ricchi e al contrario danneggiato le classi meno abbienti, però quella riforma fiscale, ricordiamolo, ha attuato un drastico taglio della corporate tax, la tassa sulle imprese, portandola da quello che era il 35 al 21%, e quindi secondo molti economisti quell'atto lì ha poi favorito la ripresa della produzione economica e conseguentemente sarebbe anche alla base del tasso di disoccupazione così basso in America di cui parlavamo poc'anzi. Questa riforma fiscale difatti è finita al centro, in parte poi al centro, cioè è stata anche trattata da alcuni dei candidati democratici alla nomination di cui parlavamo prima, ed è anche entrata in passant nell'ambito dei dibattiti che si sono tenuti a Miami, i primi due dibattiti televisivi appunto tra gli stessi democratici. Il punto è che, come vi dicevo prima, non sono andati i candidati Dem a criticare gli effetti, come dire, di questa riforma fiscale sul sistema economico complessivo e nella fattispecie su quelle che sono le strutture, le dinamiche del mondo del lavoro, perché non avevano argomenti su questo tema. Si sono limitati appunto a rinverdire il classico slogan che è una riforma per i ricchi e non per i poveri, però appunto quelli che sono poi stati, che sono a tutt'oggi i benefici oggettivi che a livello economico di sistema questa riforma ha prodotto, tutto questo non è stato minimamente trattato. È ovvio che poi questo presidente si giocherà molto anche su un altro dossier finitimo a quello del sistema economico, vale a dire tutta la questione della complicatissima guerra commerciale con la Cina, ma si tratta appunto di due dossier, due elementi strettamente correlati in qualche modo, perché alla base di entrambe le strategie, di entrambi questi dossier, c'è sempre la volontà da parte di questa presidenza americana di tenere fede a quello che è stato in qualche modo il suo impegno originario, vale a dire la tutela dei posti di lavoro americani, oltre che poi il loro incremento. Quindi è nella difesa e nell'incremento dei posti di lavoro che questa presidenza in buona sostanza verrà a giocarsi, su questi temi rispetto a cui verrà a giocarsi una eventuale, ad oggi probabile, ma vedremo, rielezione. È ovvio che il dossier cinese è un dossier molto complicato e molto spinoso, perché Trump, sì, adesso avrebbe visto, c'è stato una sorta di rasserenamento dei rapporti commerciali con il presidente cinese Xi Jinping, rasserenamento che è stato registrato all'ultimo G20 di Osaka, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, però è ovvio che Trump su quel fronte, adesso al di là di questa tregua, deve trovare un accordo che sia il miglior accordo possibile per gli Stati Uniti. Non può accontentarsi di un compromesso al ribasso, perché un compromesso al ribasso ovviamente lo metterebbe in cattiva luce agli occhi dei suoi stessi elettori, quelli che insomma sono il suo zoccolo duro, gli operai, i colletti blu, gli stati industriali impoveriti come Wisconsin, l'Ohio, il Michigan. È lì che si trova in qualche modo una parte, non tutto, ma una parte del cuore pulsante del trumpismo, e tra l'altro ricordiamolo sempre, quelle sono quote elettorali che un tempo votavano fino a pochi anni fa Partito Democratico e che Trump è riuscito in qualche modo a sottrarre al Partito Democratico stesso, in particolare a Hillary Clinton, ma adesso vedremo se questi candidati nuovi dei Dem saranno in grado di riprendersi quelle quote elettorali. In questo momento però è abbastanza difficile, è oggettivamente difficile per le ragioni di cui parlavamo poc'anzi, cioè appunto per i dati economici ampiamente positivi. L'incognita resta, ripeto, lo scenario commerciale cinese. Trump bisognerà vedere in che modo sceglierà
di approcciare alla Cina nel corso di questa più o meno lunga tregua, se così possiamo dire, perché non bisogna mai dare nulla per scontato. Ricordiamoci che nei primi mesi di quest'anno, nei primi mesi del 2019, un accordo con la Cina era dato ormai quasi per scontato, poi in primavera è saltato tutto perché Trump ha sostenuto che la Cina avesse voluto in qualche modo riaprire riaprire negoziati su questioni che sembravano chiuse per cambiare le carte in tavola. Quindi non è assolutamente finita questo percorso, bisognerà capire quanto sarà destinato a perdurare, ma la cosa importante, ribadisco, in vista della campagna elettorale per il 2020, non è chiudere l'accordo a tutti i costi per l'America, ma è chiuderlo in maniera assolutamente, oggettivamente e inequivocabilmente vantaggiosa per gli Stati Uniti. Questo è un punto su cui, ripeto, Trump si gioca veramente, veramente molto, anche perché, ripeto, la questione del commercio internazionale sta molto a cuore ai vari stati industriale di cui vi parlavo prima, ed è un tema rispetto a cui almeno per ora i vari candidati democratici in lizza, fatta qualche eccezione, tipo il senatore Bernie Sanders e un pochino la senatrice Elizabeth Warren, non parlano. Questo è un elemento gravissimo, insomma, per un partito che, quello democratico, che si sta candidando pur tra mille problemi e rissosità a riconquistare, a cercare quantomeno di riconquistare la Casa Bianca. Stefano, ti avviso che hai ancora 2 minuti e poi noi ci sentiremo venerdì. Perfetto. E quindi, concludendo, dicevo, Donald Trump deve stare molto attento sotto questo aspetto, perché deve blindarsi, anche se, ribadisco, stando ai numeri concreti che vediamo ad oggi, il presidente americano ha più di un motivo per dormire sonni quantomeno relativamente tranquilli. Io per questa sera vi saluto Giulio alla regia e vi do appuntamento a venerdì. Una buona serata da Stefano Graziosi. Come back. And in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back.